È stato individuato dalla polizia locale di Padova il pirata della strada che giovedì sera, qui in strada Ponte Vigo d'Arzere, ha investito, ferendole gravemente, due anziane signore senza prestare soccorso. Ha chiamato la polizia locale nella notte tra sabato e domenica, 48 ore dopo quell'incidente che deve avergli tolto il sonno. Domenica pomeriggio si è presentato al comando di via Gozzi. Uomo italiano sui 45 anni, residente in un comune della cintura urbana, è stato denunciato a piede libero dai vigili urbani per lesioni gravi e per essersi allontanato dal luogo dell'incidente, le strisce pedonali all'altezza della tabaccheria, senza prestare soccorso alle due anziane che aveva investito. Fondamentale, a quanto sembra, la testimonianza di un ragazzo di 14 anni, testimone oculare e primo a soccorrere le donne. Regina, 84 anni, e l'amica Teresa, alle 19 di giovedì erano appena uscite da messa dalla chiesa di Ponte Vigo d'Arzere. La signora Regina è ancora ricoverata in prognosi riservata in terapia semi-intensiva. Il violento colpo ricevuto le ha fratturato tutte le vertebre e alcune costole. Ha avuto pure una bolla d'acqua nei polmoni. I familiari della 84enne avevano anche diffuso un SOS con volantini sparsi nella zona dell'incidente, rivolto a chiunque avesse visto qualcosa, e ora vorrebbero ringraziare il giovanissimo soccorritore. Che via Ponte Vigo d'Arzere sia difficilmente attraversabile dai pedoni non lo scopriamo di certo noi. Quello che invece abbiamo scoperto è questo. Sul luogo dove è avvenuto l'investimento delle due anziane è attivo un sistema automatico per attivare il semaforo pedonale, solo che questo sistema, come potete vedere, non funziona.